Salve, come direbbe qualcuno che ha condotto delle trasmissioni televisive qualche anno fa, oppure buonasera visto che è buio. Io sono Carlo Leopardo, tutti mi conoscono come Leo, penso di essere ormai uno dei commercianti più vecchi della città, in quanto ormai la mia aziendina, la mia piccola rivendita di giornali è presente sulla piazza da 80 anni. Infatti ormai sono dal 2009, abbiamo festeggiato gli 80 anni dell'attività della mia famiglia. Aveva cominciato mia nonna Maria, ormai a inizio del secolo scorso, con un piccolo carretto che ritirava tutte le sere in un vicoletto qua agli inizi di via Roma. Faceva il servizio all'ospedale con una magnifica carrozzina di lamiera zincata, che erano le carrozzine che tutti quelli che erano ai tempi bambini come me avevano usato, e poi lei l'aveva riciclata come carrello per portare i giornali in giro per l'ospedale. E poi in bicicletta sia lei, sia mia mamma, sia mio padre poi hanno continuato l'attività, mentre mio nonno teneva l'edicola aperta qui in Piazza Dante, leggermente più spostato qui a lato dell'edicola che ho adesso. Sarebbe bello vedere, penso di poterlo fare se mi seguite, quello che potrebbe essere la storia della famiglia mia vista da queste piccole immagini che sono riuscito a raccogliere, che sono quelle che fanno un po' la storia della famiglia. Dalla piccola edicola in legno, che è stata la prima e che è durata sino al 1900 più o meno 67-68, poi vi fu la prima edicola in ferro, sempre piccolino, un 2 metri per 2,20 metri, nell'angolo del giardino. Quando ho iniziato l'attività io, dividendomi l'attività con mio padre, abbiamo allargato l'edicola, è diventato un chiosco di una certa dimensione, che poi nel 1994 è diventato il chiosco attuale, che più che un chiosco si può definire un vero e proprio negozio, in quanto è riscaldato, climatizzato, permette di vendere anche altri generi commerciali e continua ora a essere presente qua sulla piazza. Mi auguro che sia ancora lunga la vita dell'azienda, anche se con ogni probabilità la rivendita, almeno per quanto riguarda la mia famiglia, terminerà con me, in quanto mia figlia ha un altro lavoro e non ha assolutamente intenzione di continuare questa attività. La storia della mia famiglia può essere riassunta anche da quelli che sono i profili cittadini che vengono pubblicati ormai da anni dal nostro giornale locale, dal Monferrato. Questi sono i 2 originali fatti dal vecchio Idro Grignolio, mio padre qui sulla destra, in età ormai giovanile, e sulla sinistra ci sono io, quando ormai ero diventato un po' appesantito e soprattutto con una folta capigliatura, in quanto non volendo diventare vecchio e soprattutto vedendo come stanno male i capelli bianchi, ho deciso di risolvere il problema alla radice, radendoli completamente. Cosa si potrebbe dire di un'attività come la nostra? La rivendita di giornali. Una volta il giornale, quando hanno cominciato i nonni, era una merce di richiamo, la gente veniva dalla guerra, aveva voglia di sapere, aveva voglia di conoscere, leggeva. Non c'erano molti giornali, però quelli che c'erano erano belli e fatti bene. Adesso la mia attività è un pochettino, come dire, in decrescita, perché i nuovi media, internet, ma nemmeno tanto internet, forse le nuove generazioni che non sono state abituate a leggere, hanno creato un calo considerevole nella vendita di giornali. E dall'altra parte c'è stata anche una proliferazione di testate che di fatto ha creato una moltiplicazione di offerta, con purtroppo un ridotto richiamo da parte della clientela. E quindi ci troviamo con una pletora di pubblicazioni che io chiamo sotto certi aspetti copia e incolla, perché sono tutti abbastanza uguali, sono tutti gossipari, sono quelli che all'estero normalmente vengono rappresentati dai quotidiani tipo Sun in Inghilterra, tipo il Bild in Germania, che sono i quotidiani popolari, e qui in Italia invece vengono rappresentati da questa miriade di pubblicazioni.
Io, tornando a me, cosa si può dire? Cerco di fare sempre la mia attività in modo semplice, in modo simpatico, cerco di rendermi gradevole alla gente, anche usando magari una certa vena ironica che è sbocciata alcuni anni fa, in quello che forse è ancora ricordato da tutta la città come l'ultimo vero pesce d'aprile che è stato fatto, diciamo, a mezza stampa, perché è facilissimo fare i famosi pesci d'aprile con Pavarotti presenti al teatro comunale, però fare quei pesci d'aprile che creano un fatto legato alla realtà risulta più difficile. Il tutto successe e fu fatto in collaborazione col Monferrato, ormai nel lontano 2000. Io e un mio carissimo amico, l'architetto Bellingieri, ex assessore all'urbanistica del comune di Casale, in un periodo in cui tutte le sale cinematografiche stavano chiudendo, eppure programmavano nonostante tutto la creazione di multisale nei loro ambienti, sia al Teatro Moderno, sia al Vittoria, sia al Politeama, ci venne in mente di creare una piccola multisala sotto l'edicola, seguendoli, e mi era venuta l'idea pensando ai tempi a degli hotel che nascevano in Giappone per gli uomini d'affari, per chi viaggiava rapidamente, e che erano come delle specie di cunicoli, dei loculi in cui di notte si infilavano a dormire modello cuccetta i viaggiatori. Così, pensando a questo mini multisala a livello cinese, venne pubblicata sul Monferrato così il 31 di marzo, con progetto che fece il mio amico architetto e con articolino fatto da me molto ironico, facendo intendere che chissà cosa sarebbe stato proiettato poi sotto, magari la festa di San Valentino, con la direzione che offriva agli innamorati champagne mentre vedevano innamorati con Robert De Niro e Meryl Streep, e la città beve tutto questo, anche perché nel frattempo veniva rifatto il marciapiede intorno al giardino, e intorno all'edicola c'era una piccola transenne ed era presente un piccolo scavatorino, e questo dava l'idea che si stavano veramente facendo qualche lavoro. 3 giorni dopo, al primo numero seguente di Monferrato, martedì, uscì l'articolo a Pesce d'Aprile in Multivisione, dove c'era la foto dei 2 mattacchioni che avevano creato lo scherzo, mentre festeggiavano e mentre brindavano la presentazione dell'operazione, che era stata fatta il sabato con tutti gli amici e collaboratori del Monferrato. Nonostante il fatto che fosse stato messo in chiaro che era un pesce d'aprile, molti in città non ci credevano e aspettavano ancora l'apertura di questa multisala, oppure chiedevano come fosse stato fatto il buco sotto per fare le 2 sale. E allora nacque la famosa idea del tarpon, che detto in piemontese vuol dire talpone, e detto in svedese veniva una famosa macchina svedese chiamata tarpon, che avrebbe fatto una galleria e avrebbe scavato sotto l'edicola come nelle metropolitane per creare le sale senza creare danni all'esterno. Questo rimane ancora uno dei più bei pesci d'aprile, mi sembra, degli ultimi anni. Ne ho uno in serbo, ma quando si deciderà, senz'altro un 1° aprile, magari nei prossimi anni qualcosa verrà fatto. No, queste sono la mia nuova linea primavera-estate di abbigliamento, visto che io mi chiamo Leopardo, la famosa Pardo Boutique, fa anche un prodotto maculato, e può darsi che nei prossimi tempi siano da smacchiare le macchie. Allora, come dice Bersani, noi non siamo qui a pettinare le bambole, ma siamo qui a smacchiare le macchie di Leopardo. E questa è la mia nuova testata che è pronta ad uscire, autoctona, Leo, speriamo che abbia successo. Tornando seri, perché bene o male tutto deve essere fatto con ironia, ma ogni tanto bisogna anche usare una vena di serietà. Nell'arco degli anni, essendo stato costantemente impegnato nell'edicola e avendo seguito anche i problemi di tutta la categoria, ormai è dal lontano 1994 che sono vicepresidente nazionale dello SNAG, che è il Sindacato Nazionale Autonomo dei Giornalai, che mi porta sovente in giro per l'Italia, e soprattutto in questo momento mi impegna fortemente in un attimo, direi, gravoso,
a causa del perdurare della crisi editoriale e a causa soprattutto anche della miopia del mondo editoriale, che da anni non ha creato dei nuovi modelli o un progetto industriale futuro, e di fatto ha creato anche questo momento di stasi che sta mandando, per usare un termine proprio terra a rotoli, un pochettino la rete di vendita. Infatti negli ultimi anni hanno chiuso 8.000 punti di vendita in Italia. Siamo su Scherzi a parte. Insomma, io del 50 che ci sono, quindi poi c'erano già i miei suoceri. Forse era meglio cambiare mestiere tanti anni fa. La gioventù non legge più, assolutamente. Poi si sente già la dialettica. Qua dal 50 c'era già la nonna. Faccio vedere le foto lì della... Quindi gli anni volano. Beati quelli con i capelli bianchi, Dio santo. È del 81. Quello di sta settimana. Scusi, siamo mica qui Cribbio, perdono. a schiacciare i punti neri alle coccinelle. Possiamo dire che anche qua da me sono transitati moltissimi personaggi, direi importanti e soprattutto grandi attori. Infatti sino ad alcuni anni fa vicino a me c'era il famoso Hotel Garden che ha chiuso, e quando riaprì il teatro, il nostro teatro comunale, normalmente tutti gli attori che venivano qua per le rappresentazioni dormivano qua al Garden, quindi era normale la mattina che venissero da me a prendere i giornali. Noi siamo venuti da Proietti a Gasman, a Lavia, alla Guerritore, cioè, venivano quasi tutti qua da me a prendere i giornali la mattina. Addirittura anche Spadolini venne una mattina, non mi ricordo più se era ospite qua per qualche convegno organizzato dalle officine meccaniche Ceruti o qualcosa del genere, però anche Spadolini, che dormì qua al Garden, venne da me per il giorno di mattina. Sono una sciocchezza, ma però sono quelle cose che fanno piacere. Non ho mai fatto peso, forse venivano anche da me quando arrivano qua a Casale, perché non facevo pesare la loro importanza, li facevo sentire probabilmente persone normali. Ora qua l'ambiente della piazza è un po' cambiato, da alcuni anni c'è un grande negozio di frutta qua nell'angolo. Se per molti anni c'è stata l'industria di Marescalchi, era un negozio che trattava enologia, prodotti enologici. Tutti gli anni in questo periodo, quando c'era, dopo il post vendemmia e tutto, era normale che gli agricoltori e tutto venissero qui a far campionare i vini, a prendere i solfiti, cose varie, quindi c'era un grande traffico e portava un bel movimento nella zona. Nell'angolo della piazza invece, dove adesso c'è stata una bella ristrutturazione con un negozio che vende cartucce per computer e c'è un'enoteca all'interno, c'è stato per molti anni 2 ciclisti di seguito, Braghero nei tempi sino agli anni 60, fine anni 60, dove lavorò anche mio padre come ciclista, e poi a Cornalea, che ha cessato l'attività alcuni anni fa e ha continuato sempre qui anche col figlio ad avere l'officina da ciclista e un piccolo negozio di articoli sportivi. Sulla piazza direi che sono rimasto solo io ormai da 30 anni, direttamente io come gestore qua del mio punto vendita, e la mia famiglia, che forse insieme ad altre 3 o 4 è una delle poche ancora che sono presenti sulla piazza come attività di famiglia. Tutto il resto direi che a Casale è cambiato, è nuovo, non so se in meglio o in peggio, il futuro sarà galantuomo. Questa, dove io esercito la mia l'attività, è per tutti i casalesi Piazza Dante, e questo crea non pochi disagi a coloro che vengono a Casale e ricevono come indirizzo Piazza Dante, lo inseriscono sul navigatore e incominciano a girare per la città, perché Piazza Dante ricorda il nome che aveva originariamente la piazza quando nacque. Poi nei primi anni del Novecento, post prima guerra mondiale, quando venne fatto il piccolo monumento qua vicino, che è un piccolo cippo ai caduti della prima guerra mondiale, divenne Piazza Martiri della Libertà. Quindi ufficialmente Piazza Martiri della Libertà, ma come tante altre vie a Casale o altre piazze viene conosciuta come Piazza Dante.